Intro del video prima. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Dato che il video precedente vi è piaciuto particolarmente, ho deciso di riportarvi nella mia cucina per una ricetta un po' particolare. Non è vero, non è niente di particolare. Oggi facciamo i nuggets di pollo. È una ricetta che faccio quasi sempre quando ho il pollo a disposizione e è molto semplice, quindi è alla portata di letteralmente chiunque. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono il pollo, fatene quanto ne volete, va tutto a occhio. Io in questo caso ne utilizzerò 400 grammi, ne usciranno veramente tantissimi. Un po' di olio, qualche spezia a vostro piacimento, io utilizzerò il pepe, la noce moscata, sale e un po' di parmigiano. E per la panatura io utilizzerò ovviamente le uova, della farina semplicissima, del pangrattato e per dare un tocco un po' più spicy e croccante utilizzerò anche i cornflakes, che ovviamente triterò. Iniziamo subito prendendo un frullatore elettrico e frullando quello che è il pollo che ci servirà. Vi abbasso l'inquadratura così potete vedere tutto quello che stiamo facendo. Allora, iniziamo frullando il pollo. Io metterò tutto. Questi sono 400 grammi, se volete diciamo prendere le stesse quantità che ho io. E a questo punto dobbiamo solo frullare, quindi chiudiamo il frullatore e iniziamo a frullare. Ovviamente mescoliamo un po' perché se no non riusciamo a farlo tritare tutto. A questo punto iniziamo a mettere un po' di cose, come per esempio l'olio, vado un po' a occhio, non ci sono dosi precise, il sale, la noce moscata, un po' di pepe e infine il parmigiano e continuiamo a frullare. Perfetto, questo è più o meno quello che dovrete ottenere, una pasta omogenea. A questo punto io prendo un piatto, non ci rimane che fare le forme dei nuggets, quindi io faccio delle palline e mi aiuto a schiacciarle un pochino. Semplicemente le appoggio qua. Ho deciso di mettere un po' di farina sotto per non rischiare che si attacchino. Perfette. Quindi una volta finito di fare tutti i nuggets così, non ci resta che sbattere un uovo. Io lo allungherò con un pochino di latte e inizio a sbatterlo. E possiamo iniziare. Ci mettiamo tutto vicino, quindi la farina, l'uovo e i cornflakes mischiati a un po' di pangrattato che io ho già tritato per avere tutto pronto. Iniziamo. Prendiamo un nugget, lo buttiamo nella farina, poi nell'uovo e infine lo buttiamo direttamente qua e lo riempiamo con tutto il cornflakes per farlo diventare bello croccante e lo mettiamo da parte e così continuiamo per tutti quanti. Questo è il risultato ottenuto, quindi adesso possiamo andare a friggere. Bene, possiamo iniziare a friggere. Questo è il risultato dei nuggets ottenuti, sono super croccanti e sicuramente buonissimi. Stavo editando il video e mi sono reso conto di non aver fatto la parte finale, quindi eccola qua. I nuggets di ieri sera erano veramente buonissimi e morbidissimi ma croccanti fuori. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto, se sì lasciate un mi piace e un commento se vi fa piacere. Seguitemi anche sugli altri miei social che sono Instagram e TikTok e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!